io ho vinto e lui era il regista in corsa, e grazie a lui che siamo arrivati ad ottenere quella tattica di gara che mi ha permesso di vincere. Lui quel giorno a Varese nel 2008 chiuse al quarto posto, quindi era una persona che poteva ambire alla vittoria finale, però ha guardato il bene della nazionale e quindi ha favorito la mia fuga, ha favorito la mia vittoria. È un grazie commosso quello di Alessandro Ballan all'amico e compagno di pedalate che non c'è più, perché, ammette il campione del mondo 2008, è stato anche grazie allo spirito di squadra di Davide Rebellin se il ciclista di Castelfranco è entrato nella storia con il titolo iridato a Varese. Sono ore difficili per lo sport, per il ciclismo e per chi Rebellin lo ha conosciuto da vicino, compagno di allenamento anche in questi anni, ma soprattutto idolo di gioventù. E quando son passato professionista, lui non era una persona che parlava molto, però cercavo di rubargli i segreti per diventare forte come lui. Un idolo che non faceva pesare la sua esperienza. Molto umile, nonostante i risultati ottenuti, sempre tranquilla. Io non ho un ricordo di Davide, arrabbiato, agitato, aveva sempre la sua calma e soprattutto io mi ricordo la sua grande professionalità. Una tragedia che colpisce nel profondo e fa riflettere chi ogni giorno affronta le strade su due ruote. Il problema è che la gente è sempre più stressata. I ciclisti sono negli ultimi anni aumentati, questo grazie anche al Covid, e quindi molte volte, la gente ha proprio il dente avvelenato contro di noi. Siamo la parte debole, sulla strada, si è visto dalle immagini della bicicletta di Davide, e speriamo che a livello statale arrivi qualcosa in più, ecco. Ma il campionissimo Ballan vuole scacciare la tristezza, allora è meglio ricordare Davide nel suo momento più felice, quel magico 2004 quando inanellò in fila 3 gare storiche come Amstel, Frecciavallone e Liegi-Baston-Liegi. Il giovane Ballan, pur con una squadra diversa, era in quei giorni nello stesso hotel. La contentezza di vederlo rientrare la sera da ogni vittoria era veramente un qualcosa di particolare, eccezionale.